E adesso siamo arrivati a un momento particolare che non c'è stato a giugno. In realtà hanno fatto spoiler tutti, il presidente Anelli prima, i due direttori, anche l'assessore. Oggi abbiamo voluto dedicare uno spazio particolare a dei colleghi che veramente durante la pandemia, ma non solo, anche in tutta la loro quotidiana attività, hanno una dedizione particolare e devono salvare vite, come ha detto l'assessore Venturini, mettono le mani nel torace delle persone. E quindi vogliamo premiare oggi il comparto dell'emergenza urgenza, quindi i primari dei pronto soccorso del 118 del SUEM, e invito a salire sul palco i colleghi. Allora, il dottor Michele Alzetta, primario del pronto soccorso dell'ospedale civile di Venezia. Venite pure. Il dottor Biagio Epifani, che è primario del pronto soccorso dell'ospedale di Milano, ma è anche presidente di Simeo Veneto. Sebastiano Barbaro Lerri, primario del pronto soccorso dell'ospedale di San Donà di Piave, primario sostituto ospedale di Jesolo. Andrea Pellegrini, primario del pronto soccorso dell'ospedale di Dolo. Mara Rosada, che è primario del pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. Paolo Rosi, che è direttore del 118. Andrea Tiozzo, primario del pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia. E infine, ultima ma non ultima, Miranda Zoleo, primario del pronto soccorso dell'ospedale di Portogruaro. Loro sono quelli che salvano veramente le vite all'ultimo minuto. Prima di lasciare la parola a loro, magari vi chiedo solo di slittare un pochino verso il centro della scena, se no anche dottoressa Zoleo non la vedono. Vorrei farvi vedere questo video che ci ha trasmesso il dottor Epifani. Dovrebbero esserci cose più importanti nella mia vita e ci sono, no? E però io faccio questo che devo fare. È come una famiglia. È davvero casa mia. È un pezzettino della mia vita. Per me è una fidanzata. È difficile. Il lavoro più creativo che c'è. È uno stile di vita, è un modo di vivere. Ecco, io posso dare ancora la vita. Il pronto soccorso o lo ami o lo odi. E per me è la mia vita. Nessuno sa che in Italia c'è un'emergenza in pronto soccorso ogni 90 secondi. Sono momenti molto particolari questi, in cui una coppia, marito e moglie, hanno l'infezione, vengono separati perché vanno in reparti diversi e il saluto è sempre una cosa molto toccante per tutti noi. Era il 20 di febbraio del 2020, quando veniva identificato il primo caso di coronavirus in Italia. Le mani di noi che li curiamo, no, anzi li curiamo, la terapia e i ventilatori li curano, noi ce ne prendiamo cura. Essere infermiere è soprattutto questo, credo. Tanti di noi sono stati malati o hanno avuto parenti malati anche in modo grave. Ci sono dei momenti in cui, nonostante il camice, la visiera, tutto quello che c'è di mezzo, veniva voglia di abbracciare il paziente. Qualche volta l'abbiamo anche fatto. Compassione, compatire, patire insieme alla persona. Forse una caratteristica del medico d'urgenza è di essere curioso e di andare un po' a cercare quello che gli interessa in tanti campi diversi. Noi dobbiamo fare un po' i piccoli pneumologi, un po' i piccoli anestesisti rianimatori, un po' i piccoli cardiologi, però in fondo credo che noi dobbiamo essere i grandi medici di emergenza e urgenza. I bisogni sono tanti e devo dire che il pronto soccorso è un posto dove vengono visti tutti i bisogni dell'uomo. Noi abbiamo sentito concretamente che cosa significava essere di pronto soccorso nel momento in cui il pronto soccorso è stato chiuso. Se al mondo restasse un solo medico, sarebbe un medico di pronto soccorso, non potrebbe essere diversamente.
Allora un saluto a tutti i presenti, ringrazio la sensibilità dell'Ordine dei Medici di Venezia, in particolare di Giovanni Leoni, perché ha voluto dedicare questa giornata a noi dell'emergenza. Allora tenete presente che c'è una carenza in Italia di 4.200 tra medici e infermieri dell'emergenza. Le ultime borse di studio erano 803 messe a disposizione a livello nazionale, il 43% è andato deserto. La pandemia ha dimostrato che un sistema di sanità pubblico è difficile da sostenere, ma le forze ci sono. Noi siamo stati definiti anche degli eroi, ma chi lavora in emergenza non ha bisogno di sentire quello, ha bisogno di sentire il sostegno delle istituzioni, ha bisogno di sentire il sostegno dei cittadini, perché il nostro lavoro è fondato su una tempistica che deve essere quella ideale per risolvere un problema, grande o piccolo che sia. Noi affrontiamo, il filmato è stato realizzato dalla RAI ed è con orgoglio che la società che io in questo momento rappresento porta avanti, non per stabilire dei meriti eccezionali, ma per chiedere ancora una volta a tutti quanti quale deve essere il nostro posizionamento, che non può essere dimenticato. Le parole che abbiamo sentito oggi da tutti lo hanno sottolineato, è una cosa molto importante questa, e soprattutto in termini di prospettive. I giovani oggi cosa chiedono? Noi ospitiamo nelle nostre strutture sia neolaureati che stanno evidenziando uno spirito e una volontà di crescita che noi non ci aspettavamo, sono sincero, e ci sono anche gli specializzandi in medicina di emergenza e urgenza. Questi colleghi danno il segnale a noi che un'altra dimensione organizzativa è possibile e dobbiamo chiedere alle istituzioni di sostenerla. Oggi quello che manca è una prospettiva e in questa prospettiva ci sono degli elementi centrifughi che possono approfittare di vuoti che vengono lasciati. Il mio augurio anche ai colleghi che oggi stanno per pronunciare la loro adesione a una vita intensa, come è stato già detto, una vita che non consente distrazioni, che è continua. Il medico non finisce mai di essere medico, in qualunque momento della sua vita, una parte della sua testa, del suo cervello, dei suoi ricordi vanno alla professione. Come dice lo studio di Harvard, noi non guardiamo la disease, quello che è scritto soltanto nei testi che studiamo, ma guardiamo la illness, guardiamo il malato, che molto spesso ci pone dei problemi rispetto ai quali abbiamo bisogno di riflettere, rispetto ai quali abbiamo bisogno di porci tutta una serie di domande aggiuntive. In pronto soccorso oggi non arriva solo il malato, arriva anche la persona estremamente avanti con gli anni, un problema nuovo che la pandemia ha proposto ai nostri colleghi, e sono domande che spesso hanno a che fare con il sociale, con le difficoltà di vita, con la mancanza di un supporto rispetto a quello che potrebbe essere in una visione diversa. Ecco, ripeto, nel ringraziare questa sensibilità, Giovanni Leoni partecipa ai nostri congressi, ha sempre espresso una vicinanza che non è solo di cultura ma anche di impegno, e quindi questa prospettiva per noi è importante e ci aspettiamo che venga comunicata, perché noi abbiamo bisogno di questi giovani, anche perché la nostra vita è fatta di lavoro e di formazione continua. Il medico d'emergenza deve essere costantemente in training, perché le urgenze sono ogni 90 secondi in Italia, questo è un calcolo, però ci sono tutte le altre patologie, ma noi dobbiamo essere pronti a rispondere quando il paziente critico entra in pronto soccorso. Lì dobbiamo dare il massimo e vi garantisco che intorno al letto di un paziente critico non basta una sola persona. Grazie a tutti e buona giornata. Direi, dottore, che non si fa il medico, si è medico, e questo lo dimostra. Vorrei lasciare la parola anche al dottor Andrea Paternoster, che è il vice direttore giusto del 118, perché il direttore oggi non poteva essere con noi. Quello che mi viene in mente in questo momento è una parola
la parola è orgoglio. L'orgoglio di essere parte di un sistema di urgenza ed emergenza che in questi 2 anni ha dato il massimo. E vorrei ringraziare chi oggi fa i 50 anni dalla laurea, perché in qualche maniera è stato un nostro maestro, e augurare una buona fortuna a chi si è appena laureato e inizierà la sua carriera. Il 118, soprattutto nella pandemia, ha lavorato in sinergia con altri enti, con i vigili del fuoco, in condizioni di difficoltà, ad esempio quando c'è stata l'Acqua Grande e abbiamo lavorato con la Capitaneria di Porto. È stato un lavoro e continua a essere un lavoro impegnativo e ci spinge a dare sempre di più. Non ho altro da dire, mi sono emozionato perché ovviamente parlare dei colleghi davanti a un palco non è da tutti i giorni, quindi vi ringrazio. Grazie mille. Grazie Andrea. dottore. Andiamo con la cerimonia di premiazione. Michele Alzetta, primario del pronto soccorso dell'ospedale civile di Venezia. Sì, Chiara, invito sul palco anche i direttori generali, Certo. che sono, diciamo, i coordinatori superiori di tutto quanto quell'attività delle loro aziende, il dottor Gar Contato e il dottor Mauro Filippi, che siano qui insieme a tutti quanti i loro direttori per quanto riguarda quella che è l'attività in sinergia, probabilmente più alta per quanto riguarda che è quella urgenza e emergenza. Sulle targhe che ognuno di loro riceverà abbiamo voluto sottolineare il fatto che lavorano H24 notte e giorno, sabati e domeniche e festivi, quindi è un sistema per cui raccoglie le persone con una particolare forma di idealismo. Prego. Dottor Alzetta. E se vi mettete anche un po' avanti col direttore, facciamo anche, direttore Filippi, vada anche lei vicino, facciamo anche la foto ufficiale volta per volta. Grazie. Dottor Biagio Epifani, primario e pronto soccorso ospedale di Milano, presidente Simeo Veneto. Guardate pure davanti. Il dottor Sebastiano Barbaro Lerri, primario del pronto soccorso dell'ospedale di San Donà di Fiave. Sì, il dottor Epifani ne ha 2, se non ricordo male. Il dottor Epifani va doppio. Va di doppio. Perché lui non è solo anche il direttore del pronto soccorso a Milano, ma è anche il presidente della SIMEO, la Società Italiana di Urgenza ed Emergenza, e quindi torni a casa con 2 targhe, Biagio. Il dottor Sebastiano Barbaro Lerri, primario pronto soccorso ospedale di San Donà di Piave, primario sostituto dell'ospedale di Jesolo. La ritira dottoressa Zoleu. Il dottor Andrea, quindi dove vai? dottoressa, Torna a casa con 2 targhe. Anche la dottoressa, primario Prego, pronto prego. soccorso ospedale di Porto Gruaro. Prego, prego. È che era l'ultima perché abbiamo messo l'ordine alfabetico, Giovanni. Inoltre hai il mazzo di fiori, diciamo, prego. In più anche la targa relativa, prego. Grazie dottoressa. Grazie a voi. Dottor Pellegrini, primario del pronto soccorso all'ospedale di Dolo. Vieni, Andrea. Grazie mille. La dottoressa Mara Rosada, primario del pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. Prego Mara, vieni. Anche un mazzo di omaggio.
E allora la foto bisogna farla col mazzo di fiori, però. La trasformazione al femminile della professione. L'autoressa Rosada è un emblema, assieme all'autoressa Zabeo, perché sono state direttrici primarie nelle emergenze e urgenze in questi pronti soccorsi. Prego. Il dottor Paternoster, vice direttore del 118. Eccolo qui. Grazie mille Andrea per essere qui. E infine il dottor Tiozzo, primario del pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia. Con Andrea ci conosciamo particolarmente perché è veramente una trincea per tante situazioni. Grazie di essere venuto. E adesso vi chiederei di stringervi un po', che facciamo anche una bella foto di gruppo, tutti insieme, visto che la cerimonia di premiazione è finita. E io come cittadina più che come conduttrice vi ringrazio per il lavoro straordinario che fate ogni giorno per noi cittadini. Grazie. Bene, potete scendere. Grazie mille a tutti. E Giovanni, io direi che ci siamo dimenticati. Ci siamo dimenticati, Giovanni, il mazzo di fiori alla dottoressa Cabrini, però io la farei ritornare un attimo. Ah, gliel'hanno dato? Ma l'hanno dato dietro le quinte perché io non ho visto. Perfetto. Ok, a posto. Un attimo, salutiamo e ringraziamo anche l'Ordine degli Infermieri che era con noi la volta, per quest'anno non è potuto venire qua come rappresentante per altre attività, con Marina Bottaccin, perché ricordiamoci che il lavoro in pronto soccorso è un lavoro in sinergia, il lavoro d'equipe tra medico, infermiere, operatore socioassistenziale, ma anche l'autista, il pilota, tutto quanto il gruppo che si forma nell'emergenza urgente. Quindi grazie anche a tutti quanti gli infermieri.